Speriamo veramente di aiutare sia le famiglie che i bambini più piccoli e gli anziani. Oggi provvederemo a caricare tutte queste borse che voi potete vedere benissimo qua in fondo, che sono state caricate con tanto amore in tutti questi giorni da tutti i volontari della Croce Rossa. Le borse della spesa sono arrivate. Altre due? Grazie. Prego. Sacchi di pasta, scatolame, prodotti da forno, surgelati, omogeneizzati, pannolini, c'è tutto. Gli angeli della Croce Rossa hanno iniziato la consegna da questa mattina con i loro mezzi. Si sono divisi la provincia di Treviso per raggiungere le famiglie seguite dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Raggiungono persone che sono ai margini e che l'associazione ha imparato a conoscere e seguire da anni. Una boccata d'ossigeno per loro, ma anche la possibilità di avere un contatto con un servizio sanitario in questo momento così delicato. Il mondo del volontariato sta facendo la differenza oggi in provincia di Treviso, ma penso un po' in tutto il territorio, perché è grazie al volontariato che riusciamo a raggiungere e a soddisfare le istanze e le esigenze che arrivano dalle famiglie che vivono una situazione di povertà, anche famiglie che non avevano provato questa situazione prima. I mezzi sono partiti questa mattina dalla sede del banco presso la provincia di Treviso. Cosa vuol dire per lei questo banco solidale? È un motivo d'orgoglio per la provincia di Treviso, è un fiore all'occhiello, definiamolo così, perché conosco Mirella Tuzzato, conosco il temperamento, conosco il temperamento di Mirella e porta avanti una bella azione per tutti coloro che ne hanno bisogno. Quindi con il Banco Alimentare, con la provincia di Treviso al fianco di Rete Veneta e di Mirella Tuzzato, siamo qui e rimarremo qui e troverete sempre un punto di riferimento con coloro i quali hanno bisogno. Qui insomma una risposta la si dà e Mirella non mollare mai.